vediamo un poco. Pronto? Buongiorno, chi è la moglie del signor Egidio? Sì. Buongiorno signora, scusi se la disturbo, è il servizio di etimologia comunale per l'avviso blu che avete ricevuto. Oggi provvederemo al cambio, il cambio nome. Non ho capito. Non ha capito. Abbiamo mandato un avviso e non lo ha letto. Glielo sto spiegando al telefono, non ha capito. Mi dica lei, cosa vuole che fa? Le devo mandare il traduttore? No, non ho sentito, non può ripetere. Signor, non lo so, perché le dico la verità. Io già vengo a faticare la mattina e mi ci fastidio. Poi voi giustamente una cosa, non leggete l'avviso, poi mi chiedete Ma di ripetere. quale avviso? L'avviso di che cosa? Ma non sapete manco di che si tratta. Tutte le Ma persone... non può essere più gentile. Signor, io vi dico la verità, io sto lavorando dalle 7 di stamattina. Lei ha ragione perché io non me la voglio prendere con... Anzi, vi do il voi che è più confidenziale, che si sente che siete una persona per bene. Però io stamattina ho già avuto una brutta notizia, una notizia brutta assai. Anche io. Questo mi dispiace. A me mi è arrivata una cartella esattoriale, no? No, a me è morto mio cugino. Questo mi dispiace. È un poco peggio. È molto peggio, però dicimi, quanti anni aveva vostro cugino? 70 anni. Era giovane ancora. No, signor, questo mi dispiace. Se tenete sta notizia così, sta telefonata non ve la faccio proprio. Perché è vero che sono la murchiamara gente, è proprio peggio. Però quando uno gli chiama a uno e mi viene a dire che è morto cugino, ma ecco qua coraggio va cannanza con sta telefonata. Ma siete d'accordo con me? Vabbè, ma mi dica che voleva dire. No, signor. Voi quanti anni avete, signor? 80. Per esempio, ecco, vedete, già siete più avanti, o no? Già diciamo, siete in attesa. Avete capito? Va bene, ma cosa voleva? Non ho capito. Signor, ma che faccia dire? Quale avviso ha mandato? L'avviso di cambio di nome della strada, questa via Giacinto Gigante, avete capito? Deve cambiare nome. Deve cambiare nome. E che ne so? Figurati, io perciò ve lo sto dicendo. Allora, non lo so, non abbiamo avuto l'avviso. Ma voi avete il portiere nel vostro palazzo? Sì. Chi l'omme niente, non varate la via. Chi è? Pasquale, scommetto? O No, Vincenzo? si chiama Enzo, ecco. La devi subito a indovinare. Signor, ma su Vincenzo, diciamo la verità, no? Ma ha da parlare onesto perché io voglio veramente tanto rimane tra me e voi. Ma Vicenza è una mezza mappina proprio con momme e come portiere. No, è molto bravo. È molto bravo. Come sapete, signor, voi siete troppo una brava femmina. Il Vicenzo non l'avesse pigliato, l'avesse chiavato a capo in da guardiola. Perché? Signor, perché ogni volta che uno viene al loco, no? Pure i postini si lamentano sempre. Dicono, ma com'è antipatico che lo Vicenza a via Giacinto Gigante? Dice, ma fosse una volta e facessero sorriso. Poi, signor, vi posso dire, dai, io una volta sono salito lì, non so se nel palazzo, voi la conoscete, la signora Yolanda che sta nel palazzo? Yolanda? La signora Yolanda. No. Quella là che fa i servizi della signora del quarto piano. No, la signora bionda che la volta va incrociata anche in mezzo alle scale, raramente perché dice che voi scendete di rado, giusto? Sì. La signora Yolanda, lei ne fa i servizi da signora Esposito, al quarto piano, o non so un marito come si chiama. La signora Esposito non esiste più qua. Allora quanto tempo che non ci sta? È morto? No, è andata via. Ma quando sono più o meno? Perché mi ricordo io, ma è parecchi che sono in da zona. Quando è che se ne è chiusa la signora Esposito? Sono decenni. Decenni. Scusate, Enza, quanto tempo sta a fuori da Portoloco, Enza? Mi trovo... Moltissimi anni. Ecco, allora, quando ci stava la signora Esposito ancora in due palazzi, già c'era Enzo, ok? Sì. Mo ve lo dico, signor, ma perché siete una donna e poi mi dà fastidio trasindare certi particolari, no? Allora, io la signora Esposito me la tenevo. Detto tra me e voi. Quando ti traseva, no? I morichi, tu Enzo, ed era giovane all'epoca, perché mo Enzo purisse nell'età sua, no? Quando praticamente i trasevi in due palazzi, fosse stata una volta e Vicenza e Street, prego, lei dove va? Amore Dio, vi dico la verità, a me mi faceva gioco perché giustamente essendo un compare, per me è meglio che non mi domandava, no?
Però cioè, per La l'incolumità... signora Esposito stava al primo piano. Al primo piano stava. Certo. Allora perciò mi era per forza che se pure mi volevo imbucare l'ascensore, no? Ma lei sta dicendo delle favole, perché la signora Esposito è una persona così per bene. Beh signor, ma perché persone per bene non ci può piacere se tenere la trisca? No, Poi, signor, non ci credo proprio. La signora Esposito, senza offesa, voi avrete tutta la pipì. Ma che li certi No, proprio per niente, stiamo parlando di tutta un'altra persona. Comunque io che devo fare col nome della strada? Ma ha voluto sapere fatto, ma mi ha fatto finire di parlare. Io quando trasevo in da porta la signora Esposito che lei raga che mi zombava a culo, signor raga, che non mi scippava il carne a culo. Ma quando mai? Io me ne ho visto bene, No, non ci credo proprio. No, me ne sono visto veramente bene. Ma ha detto che lei non aveva tempo da perdere. Infatti. Sta perdendo tanto di quel tempo. Vogliamo arrivare al sodo. Allora, signor, vabbè, facciamo una bella... Allora, la realtà è questa. Io vi devo dare un'informazione, però a questo punto, visto che voi la conoscevate, ma volete dare un numero alla signora Esposito? E quello sta in uno spizio. Ah, sta proprio in ospizio. Vabbè, lasciamo stare loca allora. Mamma rugarmi, io sto cercando di strammatizzare qua. Comunque niente, cambiamo il nome a questa strada da qui a un mese. Non si chiamerà più via Giacinto Gigante, perché siccome... a me che interessa? Vabbè, ma la gente com'è che la strada lo state casa voi non sapete, manca lo si chiama. Sì, ma a me non interessa proprio. E allora non ve lo dico, vabbè. In caso mai ci dico a Vicenza un salanuto, guarda la porta. E poi caso mai vi occhiani di questo. Ma perché questo cambiamento? Chi lo vuole? Il sindaco. Il sindaco? Sì. Perché... non tiene niente a che pensare. No, non è vero, c'è stata una richiesta. Lui. Ma voi lo sapete? Invece di far mettere... Sentite le panchine in mezzo alla piazza che fanno schifo. No, le ha messe. Aspettate. Ne ha messe solo 3. Ne ha messe altre 3 sono di legno, rotte, vecchie e stravecchie. Signore, vi spiego perché ne ha messe solo 3. Perché io poi non è che voglio pigliare parte Rosinde, perché figuratevi a me che me ne fotte pigliare parte Rosinde. Quelle ne erano arrivate 6, ok? Solo che praticamente 3 le ha dovute mettere lì nella piazza. 3 purtroppo è successo che le ha dovute mettere nella sua villa ad Ischia. Perché giustamente che lei era nel comune, voi state raccontando parte, avete proprio tempo da perdere. Io no. Vabbè, signore, io voglio ricevere la verità, voi non mi volete credere. Allora sapete che prima diciamo a fare un bello bagno insieme in da villa Rosinde, che a Ischia vi faccio vedere i panchine a Rostò. Che faccia a dire che è questo? Ma mica sono queste panchine così belle che se le metteva nella sua villa. Ma che proprio che erano belle la messa in da villa? No, non sono belle, per niente, sono così comuni che nulla più. Ma quelle là non avete capito, quelle che ha messo erano scarte, che là che si sono messe in da villa erano 3 buone, sapete come sono belle, tutte intarsiate. Avete capito? Ma non avete niente da fare. Signor, voi. come? Il mio compito voi. Il mio compito è quello di chiamare alle persone per avvertirle. Voi mi state dicendo come se io stesse non ho da fare, così con là. Che dobbiamo fare? Avvertirci per quale motivo? Ad avvertire perché se un domani giustamente voi dovete dare l'indirizzo a qualcuno, quando gli dite io sto in casa a via Giacinto Gigante, a un certo punto quello dice che non esiste più. Ma non si chiama più Giacinto Gigante, volete sapere almeno come si chiamerà, così magari ve lo vi informo? Si chiamerà via Giacinto Piccolino. Perché tante buone cose. Sapete perché che un gigante lei tiene tempo da perdere. Arrivederla. Un gigante si è arrognata, hai capito? Ho capito. Vabbè, signor, io faccio ritmo. Grazie. Arrivederci, signor. Un abbraccio grande e condoglianze per il vostro cugino. State bene. Grazie. Alla prossima. Arrivederci, signor. Arrivederci.